4 monumenti da visitare in un trekking urbano a Muravera, spiegati dai ragazzi dell'IS Luigi Einaudi e Giordano Bruno di Muravera. La chiesa di San Nicola di Bari è ubicata a ridosso del nucleo originario del paese, dell'impianto originario quasi certamente di età alto medievale, oggi rimane parte dei muri perimetrali. Il monumento è stato sottoposto a numerosi interventi di ristrutturazione in cui la struttura è stata modificata. Oggi la chiesa ha parte di elementi dell'architettura gotico-catalana isolana risalenti al XV-XVI secolo. All'interno della chiesa troviamo una navata unica dove si aprono le 2 cappelle laterali. All'esterno della chiesa troviamo un campanile tardo-gotico merlato risalente al XVII secolo d.C. Il Portico Petretto è uno dei principali monumenti del centro storico di Muravera, è stato eretto nel XVII secolo dalla famiglia Petretto. Il monumento è detto anche Sugrociu in sardo. È un monumento in pietra che è diviso dalla via principale in mezzo, che appunto divide le 2 case. Questo permetteva ai residenti una scorciatoia per appunto passare tra una casa e l'altra. La chiesa di Santa Lucia si trova a sud-ovest di Muravera, nel quartiere che porta il suo nome. Le tracce più antiche di frequentazione risalgono a età romana. In particolare, sotto il pavimento della chiesa è stata ritrovata una struttura absidata, una necropoli, della quale negli anni 50 furono ritrovate alcune tombe. In seguito fu inventato un edificio romanico composto da un'unica aula e nel Settecento venne ampliato con 2 navate laterali. Il nuraghe Murtas è una struttura tipica degli insediamenti della Sardegna nell'età del bronzo. I resti ancora visibili mostrano una struttura a pianta complessa in cui la torre principale è circondata da 2 torri laterali. I filari realizzati in granito, provenienti dalle colline circostanti, presentano una tecnica semplice ma accurata. La vicinanza al mare ci fa ipotizzare un utilizzo finalizzato allo sfruttamento delle risorse ittiche e al commercio marittimo. Ringraziamo il dirigente scolastico e gli insegnanti, e soprattutto i ragazzi degli istituti superiori Luigi Einaudi e Giordano Bruno di Muravera e il Comune di Muravera per aver finanziato questo progetto nell'ambito del bando per la valorizzazione dei siti archeologici e la realizzazione dei sentieri primitivi di Muravera.